e benvenuti al TG Sicilia, i titoli di questa edizione. A Messina un uomo muore avvolto dalle fiamme mentre stava cucinando in casa. Il 78enne con difficoltà a deambulare non sarebbe riuscito a divincolarsi dalle fiamme scaturite dai fornelli della sua cucina. Palermo è fuori pericolo, Valentina Peonio, la giovane donna ferita nella sparatoria di Piazza Nascé, che dovrà comunque sostenere un delicato intervento di chirurgia plastica. Ancora dubbiosi gli investigatori sulla versione fornita dal 21enne arrestato circa il ritrovamento dell'arma in un cassonetto. Catania, auto rubate pronte per essere immesse nel mercato estero, occultate in un terreno nei pressi del cimitero. La scoperta dei carabinieri durante una perlustrazione aerea. Domenica col naso all'insù per osservare l'Etna. Dopo 28 anni si risveglia con esplosioni e fontane di lava. Il cratere di nord-est, operativo all'aeroporto di Fontanarossa. Arriva a Siracusa il secondo treno Sicilia Express, capodanno a casa per altri 500 fuorisede siciliani. C'è già chi pensa a biglietti di Pasqua e chi propone una versione aerea dell'iniziativa. Oggi è il 117° anniversario del terremoto del 1908 che sconvolse Messina. Diversi momenti commemorativi dedicati al ricordo delle persone scomparse. E poi il calcio, poi Giampalo regala la vittoria al Palermo contro il Padova nell'ultima gara del 2025. Intanto Brunori saluta il pubblico commosso. In Serie C il Catania riprende la preparazione in vista della prima partita del 2026 a Foggia. Il 2 gennaio si comincia col mercato, il primo colpo potrebbe essere il trequartista Bruzzani. Bentrovati. A Messina un uomo è morto mentre stava cucinando nella sua cucina, avvolto dalle fiamme dei fornelli. Il tutto è avvenuto rapidamente nel pomeriggio di oggi. Francesco Triolo. È stata una tragica fatalità consumata nella cucina della propria abitazione. Erano le 14 quando un uomo è morto a seguito di un incendio che si è sviluppato in un appartamento a Messina. A perdere la vita il 78enne Pasquale Scimone, che viveva al quarto piano di un palazzo nel quartiere di Minissale. L'incendio, secondo le prime risultanze dopo l'intervento dei vigili del fuoco, avrebbe avuto origine all'interno della cucina dove l'uomo stava cucinando. Il 78enne, che aveva alcune difficoltà a deambulare, sarebbe stato avvolto dalle fiamme divampate dai fornelli. A dare l'allarme sarebbero stati 2 vicini che sono anche riusciti ad entrare nell'appartamento, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta tempestivamente per lo spegnimento delle fiamme insieme alle volanti della questura e alla polizia scientifica per i rilievi del caso. Straziati i figli, arrivati immediatamente, l'uomo era conosciuto e ben voluto da tutto il vicinato. E i medici hanno sciolto la prognosi per Valentina Peonio, la giovane donna ferita nella sparatoria di Piazza Nascé a Palermo. Per lei si profila un delicato intervento di chirurgia plastica. Maglio Viola. È fuori pericolo Valentina Peonio, la donna di 33 anni rimasta ferita da un colpo di fucile sparato in Piazza Nascé a Palermo la notte fra sabato e domenica scorsi. I medici hanno sciolto oggi la prognosi che era riservata per effetto delle gravi ferite riportate, anche se gli stessi medici sono sempre stati ottimisti. La donna è stata adesso trasferita in chirurgia plastica per la rimozione dei pallini, alcuni dei quali al momento non possono essere estratti. L'operazione deve essere comunque eseguita in modo da lasciare meno tracce possibili e limitare al massimo l'area di cicatrice. Nel giorno di Santo Stefano intanto è stato convalidato il fermo di Giuseppe Calì, il giovane di 21 anni del Borgo Nuovo accusato di aver esploso quel colpo di fucile. È indagato per lesioni personali, omissione di soccorso e spari in luogo pubblico, oltre a detenzione e porto di arma clandestina. Il ragazzo ha confessato, ma la sua versione sul ritrovamento del fucile da caccia del 1800 in un cassonetto non sembra però essere credibile per gli investigatori. Il GIP Rosario di Gioia sottolinea
nel provvedimento che lascia il ragazzo in carcere che l'indagato ha fatto sì trovare l'arma solo dopo che i poliziotti però si erano recati nella sua abitazione e lo avevano invitato a consegnarla. Non convince il GIP neanche la vicenda dell'occultamento del fucile, sotterrato solo dopo essere stato smontato in 2 parti, circostanza che smentisce Calì quando afferma di non sapere usare le armi e di aver sparato per imperizia. In alternativa si deve pensare, scrive il GIP, che possa esserci un complice che potrebbe averlo aiutato nella fuga e nel tentativo di far sparire l'arma. E a Monreale è nata l'associazione MAS per ricordare le 3 vittime della sparatoria di aprile, la sorella di una delle vittime. Bisogna creare centri d'ascolto e fornire un percorso sano ai bambini. Marco Gullà. Memoria, amicizia, speranza, come le iniziali dei nomi di Massimo, Andrea e Salvo, i 3 giovani rimasti uccisi nella sparatoria a Monreale. Per ricordarli è stata costituita questa mattina l'associazione MAS, che si pone come obiettivo quello di onorare la memoria dei 3 e di tutte le giovani vittime spezzate dalla criminalità. Lei è la sorella di una delle vittime della strage, Massimo Pirozzo. Viveva a Bologna, ha stravolto la sua vita per poter dare un contributo. Ci piacerebbe anche aprirci un luogo di ascolto, perché è quello che manca anche ad oggi. Manca ascoltare questi ragazzi. Io non vorrei giudicare chi ha commesso questo atto così tremendo, però io penso che il percorso parte tutto da bambini e i bambini non hanno colpa, è da lì che bisogna iniziare, spiegargli pian piano e seguirli verso un'adolescenza, verso l'essere poi adulti. Era domenica anche quando Monreale si è risvegliata con il sangue ancora per strada. Questa mattina i laboratori e le attività con bambini colorano la piazza, ma fa rabbia pensare che ancora nonostante tutto si spara e si uccide. È un fenomeno dilagante, è un fenomeno che deve essere affrontato coinvolgendo tutti i livelli amministrativi, tutte le istituzioni. È un lavoro che va fatto unendo le forze, con effetto sinergico avremo la possibilità di fronteggiare e soprattutto arginare questo fenomeno. Catania, il nucleo elicotteri dei carabinieri scopre un deposito di auto rubate. I mezzi nascosti dalla fitta vegetazione erano pronti per essere immessi sul mercato estero. Indagini in corso per risalire all'organizzazione criminale. Tonino De Mano. Erano state rubate in centro e sul litorale di Catania, zona Playa, forse con l'intento di metterle sul mercato estero. Auto di grossa cilindrata fatte sparire dalle strade catanesi ed avvistate, è il caso di dirlo, da un elicottero dei carabinieri che stava sorvolando l'area del cimitero tra le vie Acquicella e Calliope. E dall'alto, tra la fitta vegetazione, che sono state individuate le 5 auto, come potete vedere in questa immagine fornita dalle forze dell'ordine. Tutti i mezzi si trovavano in ottimo stato di conservazione all'interno di un terreno difficilmente accessibile e quindi lontano da sguardi indiscreti. Nel corso dell'operazione gli elicotteristi hanno mantenuto l'area sotto osservazione, fornendo in tempo reale indicazioni precise ai colleghi di terra. Dall'alto l'equipaggio ha guidato i militari lungo la stradina di campagna, segnalando l'accesso più sicuro e il punto esatto in cui si trovavano le macchine, tutte rubate tra il 10 e il 24 dicembre. 4 le auto restituite ai legittimi proprietari, ad eccezione di una Jaguar affidata ad una ditta specializzata in attesa di rintracciare l'intestatario. Le modalità di occultamento, la tipologia di auto rubate e l'area del temporaneo stoccaggio lasciano ipotizzare che ad agire sia stato un gruppo specializzato. Indagini sono in corso per risalire all'organizzazione criminale. Etna Show domenica con il naso all'insù per osservare il vulcano. Dopo 28 anni si prende la scena anche il cratere di Nord-Est. L'attività è monitorata dall'INGV. Tonino De Mano. È una domenica dove l'Etna si prende la scena, attirando catanesi e turisti e catturando lo sguardo rivolto alla cima per scrutare ogni movimento. Da qualsiasi punto di osservazione, dal lungomare di Catania a Taormina, passando per Monte Po, è comunque uno spettacolo unico, con il pennacchio sempre in bella vista. In mattinata le condizioni meteo sull'Etna permettono una visione completa del teatro eruttivo, agevolando così il lavoro degli esperti dell'INGV di Catania. Allo stato attuale l'attività dell'Etna mostra emissioni di cenere
partire dalla cratere Voragine, alcune esplosioni ancora al cratere di nord-est, mentre la colata all'alba di stamattina sembrava ancora alimentata. Dopo 28 anni torna alla ribalta anche il cratere di nord-est. Le fontane di lava al cratere di nord-est non avvenivano dal marzo del 1998 e in questi ultimi anni c'erano stati solamente alcuni episodi di attività stromboliana intracraterica. Forti esplosioni, come detto, al cratere di nord-est che hanno causato il lancio di materiale piroclastico accompagnato dallo spettacolo naturale delle fontane di lava alte centinaia di metri con boati che si potevano percepire a chilometri e chilometri di distanza. Ed è movimentata anche la situazione al cratere Voragine con una colata lavica che si perde nella desertica Valle del Bove. Intanto permane l'allerta gialla di protezione civile con fase operativa di preallerta. Allo stato attuale invece non ci sono conseguenze sull'operatività dell'aeroporto Fontanarossa di Catania. È arrivato il secondo treno Sicilia Express, quest'anno raddoppiato dalla Regione per dare la possibilità a più fuorisede di tornare a casa spendendo meno di 30 euro. Un modo per sfidare il caro voli con un biglietto andata e ritorno da Milano a Palermo o Catania, che può arrivare invece a costare fino a 1.000 euro. Francesca Loi. Partire lunedì 29 per tornare al nord il 7 gennaio. Per un Milano-Catania o per un Milano-Palermo e viceversa possono servire dai 300 ai 1.000 euro. Tutti vanno in vacanza o almeno ci provano, ma il caro voli no. Così, per i fuorisede che vogliono vivere il Capodanno a casa, c'è un'unica alternativa, il Sicilia Express. Purtroppo sì, a volte in certi periodi come nelle festività i prezzi sono abbastanza alti, quindi... Con questo treno hai tanti servizi, risparmi. Il primo convoglio, partito da Torino a Portanuova, era arrivato prima di Natale a Siracusa e Palermo. Una settimana dopo ecco il secondo round del treno che permette di percorrere lo stivale spendendo meno di 30 euro. Un modo per risparmiare e divertirsi con musica, balli e giochi. È stato bello, ci siamo divertiti, abbiamo ballato sopra il treno, abbiamo mangiato lì. Si è mangiato bene, delle persone, cioè il servizio è proprio stupendo, proprio ci siamo trovati bene, sia come viaggio come tutto. Un'iniziativa che nasce dalla collaborazione della Regione con Ferrovie dello Stato, partita nel dicembre dello scorso anno. Per il ritorno al nord ci sono 2 date, 5 o 10 gennaio, ma c'è chi aspetta già i biglietti per Pasqua. Speriamo allora ci sia questa iniziativa per Pasqua. E poi qualcuno lancia una proposta, e se il Sicilia Express fosse un aereo? E adesso la politica. Fratelli d'Italia accelera sul rimpasto nella giunta Schifani e si prepara a chiedere al Presidente della Regione la sostituzione di 2 dei suoi esponenti in giunta senza aspettare metà gennaio. Maglio Viola. Tornano a soffiare venti di rimpasto alla regione siciliana e il nuovo anno potrebbe portare con sé una nuova formazione della giunta di governo retta da Renato Schifani e forse senza aspettare la decisione del GIP sulla richiesta di rinvio a giudizio dell'assessore al turismo Elvira Amata, la cui posizione sarà vagliata a partire dal 13 gennaio. A togliere tutti di imbarazzo ci penserebbe una scelta di Fratelli d'Italia pronta a chiedere al Presidente della Regione la sostituzione di 2 dei suoi 4 assessori per motivi politici. Insomma, si tratterebbe di un rimpasto programmato, un turnover politico che era già nelle cose. Non si toccano i 2 esponenti della corrente di Nello Musumeci, Alessandro Ricò e Giussi Savarino, anche perché la Savarino è arrivata per effetto di un primo turnover con Elena Pagana. Lasciano invece proprio Elvira Amata, che fa posto a Ella Bucalo, e Francesco Scarpinato per fare posto a Brigida Alaimo. Per Scarpinato però c'è un robusto premio di consolazione. Bucalo lascia infatti il seggio al Senato per andare a ricoprire la carica di assessore e il primo dei non eletti è proprio Scarpinato, che diventa senatore. Con la nomina di Brigida Alaimo ad assessore regionale poi si libera un posto nella giunta La Galla a Palermo, quello al bilancio, che non è cosa da poco. Tutte ipotesi fino a questo momento. Se Schifani dovesse ricevere la richiesta formale per la sostituzione, questa potrebbe essere l'occasione per nominare anche i 2 assessori alla famiglia e alle autonomie locali, settori retti ad interim dal Presidente dall'esclusione degli assessori DC. Un posto viene chiesto dagli autonomisti, ma i giochi non sono ancora fatti, l'altro dagli uomini
uomini della DC che vogliono tornare in pista senza Cuffaro, ma non è detto che le due richieste vengano esaudite. Infine c'è il tema dei tecnici. Forza Italia potrebbe decidere di fare spazio ai politici per la sanità e per l'economia, dunque al posto di Daniela Faraoni e Alessandro Dagnino. Per uno dei due posti si parla già del nisseno Michele Mancuso. Intanto domani Schifani ha convocato la stampa per gli auguri e c'è da scommettere sul fatto che il tema verrà trattato. Il 28 dicembre del 1908, 117 anni fa, il terremoto che distrusse Messina. Oggi diverse le commemorazioni per ricordare quell'evento. Francesco Triolo. I 38 secondi che cambiarono la storia di Messina e cancellarono più generazioni. È il 117° anniversario del terremoto che il 28 dicembre 1908, con una scossa di magnitudo 7.1 alle 5:20 del mattino, arrasa al suolo Messina, causando 60.000 morti e devastando l'area dello stretto, segnando in modo indelebile la storia della città. Diversi momenti commemorativi promossi e dedicati al ricordo delle persone scomparse e alla riscoperta della memoria collettiva che si rinnovano come ogni anno. Dalla deposizione della corona d'alloro in memoria delle vittime del terremoto al Gran Camposanto a quella ufficiale di commemorazione delle vittime con la deposizione della corona d'alloro, silenzio d'ordinanza e presenza delle autorità civili, militari e religiose che si è tenuta alle spalle della cattedrale, nel largo adesso dedicato proprio al 28 dicembre 1908. Le commemorazioni ufficiali poi proseguiranno anche nella giornata di domani, a cominciare dalla deposizione di un'altra corona d'alloro al monumento di Elena di Savoia, eroina soccorritrice di Messina dopo il terremoto. Arriva la proroga per il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Sarà operativo fino alla fine di luglio del prossimo anno in attesa della definizione della rete ospedaliera siciliana. Sentiamo il direttore generale dell'ASP di Messina, intervenuto a Sicilia 24 Focus. Il 29 già noi saremo pronti a deliberare, ma già il CCPM sa che deve continuare a prendere in carico i pazienti, che l'attività clinica è regolarmente attiva, quindi non ci sono assolutamente problemi in questo senso. Avremo certamente la possibilità di continuare questa esperienza. Noi già abbiamo pronta la delibera che prorogherà fino al 31 luglio del 2026. In attesa appunto che arrivi anche la proroga ministeriale che mi assicurano dall'assessorato dovrebbe essere in arrivo al più presto possibile. Noi comunque non possiamo fermarci, non possiamo fermare le attività e quindi continueremo ad operare così come abbiamo fatto in tutti questi anni. E adesso cambiamo argomento. I babbi Natale arrivano a Modica in moto, una mattinata di sorrisi, doni e magia per tanti piccoli. Veronica Barbarini. Sono partiti da Cava d'Aliga e hanno raggiunto Modica in sella alle loro moto cariche di doni. Sono i babbi Natale del Vespa Club Sampieri, i Motuca, il Club T-Max, il gruppo Vespisti di Donna Lucata, Street Biker Siracusa e gli amici motociclisti Scicli. Tutti arrivati in città al suono del rombo festoso dei loro motori per regalare un sorriso ai bambini e ai ragazzi dell'associazione Casa e ai bambini della pediatria dell'ospedale di Modica. Casa PS si occupa di ABA, di IA e di neurodiversità. Facciamo terapie individuali e di gruppo, facciamo interventi assistiti con gli animali, cerchiamo di dare servizi che i genitori stessi ci chiedono. La 7ª edizione di Babbo Natale in moto ha saputo mescolare allegria, solidarietà e un pizzico di magia. Ogni anno ci riproponiamo un messaggio e un pensiero speciale particolare per chi questo Natale lo vive in un modo diverso e in un modo particolare. Abbiamo donato dei giochi didattici e di apprendimento che vengono utilizzati proprio per questo tipo di patologia dei ragazzi. Tra una fotoricordo e una risata, l'evento ha restituito il senso più autentico della manifestazione, l'esserci qui e insieme. E adesso una pausa, tra poco è il momento dello sport, non mancate. Bentornati
Tornati al TG Sicilia, siamo al calcio. Al Palermo basta un gol di Poyampalo per far felice il Barbera. 3 punti d'oro e 4º posto in classifica. Si chiude positivamente il 2025 dei rosanero. Intanto Brunori è ai saluti. Marco Gullà. Sofferta ma meritata la vittoria del Palermo, che al Barbera ha battuto il Padova 1-0 grazie al 12° gol in campionato di Joel Poyampalo. 3 punti che regalano un capodanno decisamente più sereno alla squadra e ai tifosi. Palermo che chiude al 4º posto il 2025 e spera adesso che il 2026 possa essere l'anno della promozione. Vittoria molto importante, insomma, abbiamo avuto una settimana complicata per le squalifiche e per infortuni. Rabberciati, abbiamo fatto secondo me una grande partita di spirito, di voglia, soffrendo, però sono 3 punti fondamentali, diamo continuità insomma alle ultime partite, non ne abbiamo vinte 4 su 5 e questa è la strada giusta. Una partita scorbutica, quella di ieri pomeriggio. La formazione rosanero ha rischiato di subire il pareggio in un paio di occasioni, ma questa volta ha mantenuto alto il livello di attenzione e non si è fatto sorprendere. Inzaghi torna a schierare Gyasi sulla corsia di destra, in avanti il solito Poyampalo con Leduaron e Palumbo a supporto. Dopo alcuni minuti di equilibrio al 15° Palermo ad un passo dal gol. Poyampalo colpisce di testa da fermo, palla che scavalca il portiere sorrentino, salvataggio provvidenziale sulla linea da parte della difesa del Padova. Manca il filtro a centrocampo, il Padova prova a giocare di ripartenza, al 38° però la sblocca sempre lui, Poyampalo. Palumbo impacchetta un regalo di Natale posticipato per il finlandese che da quella posizione non sbaglia mai, e 1-0 esultano i 33.000 del Barbera. Il Padova però è vivo e ci vuole il miglior Joronen a salvare lo score prima della fine del primo tempo. Ripresa senza tantissime emozioni, il Palermo anestetizza i ritmi del match. Il Padova ci prova con tenacia, ma la difesa rosanero regge. Perrotta intanto salva quasi sulla linea, poi Gomez, bel tiro, ma Sorrentino devia. Non accade più nulla nei minuti finali. Il Palermo alza le braccia al cielo e saluta Matteo Brunori, che da gennaio vestirà la maglia della Sampdoria. Il Catania riprende la preparazione in vista della prima partita del 2026 a Foggia. Rientra Di Gennaro, non ci sarà Lunetta. Il 2 gennaio si comincia col mercato e il primo colpo potrebbe essere formalizzato subito. Ci dice tutto Marco Carli. Un rientro e un'assenza. Di Gennaro si riprende il posto in mezzo alla difesa dopo la squalifica con l'Atalanta. Lunetta invece salterà la prima dell'anno perché è appiedato dal giudice sportivo. Celli, Casasola e Corbari sono i diffidati. Il Catania riprende gli allenamenti in vista della partita con il Foggia, che Telecolor trasmetterà in diretta e in chiaro. Lo Zaccheria, terreno da sempre ostico, è la prima tappa di un 2026 a cui i rossazzurri arrivano con fiducia, per il primato certo in coabitazione con il Benevento e perché il calcio come la vita è anche una questione di sensazioni, non solo di numeri, e il girone d'andata ha aumentato quelle positive. Per dirla alla Toscano, c'è da continuare la corsa, ogni partita è importante e il Catania in trasferta sa di poter ancora crescere. È anche la settimana in cui comincia il mercato, con il colpo Bruzzaniti che, limati i dettagli verso l'accordo definitivo legati ad alcuni premi richiesti dal Pineto, 3 anni e mezzo per il giocatore, potrebbe eventualmente tornare utile già per Foggia. Per il resto, Jimenez, dopo la doppietta con l'Atalanta Under 23, si candida ancora per un posto dal primo, si riparte dai suoi gol. Il Catania vuole una prima parte del 2026 del tutto degna del finale di quest'anno. Una breve pausa, torniamo tra pochissimo. E per questa edizione non ci sono aggiornamenti, grazie per averci seguito e buona serata. Vuoi essere avviato?